Io sono Adora, la sorella gemella del famoso Imen, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! Io sono She-Ra! Il mio puledro si trasforma in Swifty e oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto: Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Dottor Slump, io non capisco come ancora non so chi mi ha dato il nome Arale, quanti anni ho. Dai, rispondi per favore e non dirmi di no. Cosa c'è? Vieni qua, ma perché? Chi lo sa? Qualunque cosa fai, siamo sempre nei guai. Se inventi un robot, qui si sa di chi può. Ma se tu vai in città, chissà cosa accadrà, chissà. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più simpatico, ma non vinci mai e fai solo guai. Sei sempre affaccendato, un po' fanatico. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più incredibile e ciò che non c'è e lo fai da te, come Arale, mitica e speciale che hai inventato proprio tu. Col Dottor Slump quante mobilità, il giorno passa e va a gran velocità. Se ci sei tu, chissà come, non ho mai un attimo per me. Dottor Slump, dici sempre che sono un pericolo pubblico, ma che cos'è un pericolo pubblico? Arale, un pericolo pubblico, è una ragazzina pasticcione scatenata come te. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più simpatico, ma non vinci mai e fai solo guai. Sei sempre affaccendato, un po' fanatico. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più incredibile e ciò che non c'è te lo fai da te, come Arale, mitica e speciale. Mi hai inventato proprio tu. Dottor Slump, io non capisco come ancora non so chi mi ha dato il nome Arale, quanti anni ho. Dai, rispondi per favore e non dirmi di no. Cosa c'è? Vieni qua, ma perché? Chi lo sa? Qualunque cosa fai, siamo sempre nei guai. Se inventi un robot, qui si sa di chi può. Ma se tu vai in città, chissà cosa accadrà, chissà. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più simpatico, ma non vinci mai e fai solo guai. Sei sempre affaccendato, un po' fanatico. Dottor Slump, che cosa inventerai? Tu sei lo scienziato più incredibile e ciò che non c'è te lo fai da te, come Arale, mitica e speciale che hai inventato proprio tu. Col Dottor Slump quante mobilità, il giorno passa e va a gran velocità. Se ci sei tu, chissà come, non ho mai un attimo per me. Dottor Slump, dici sempre che sono un pericolo pubblico, ma che cos'è un pericolo pubblico? Arale, un pericolo pubblico, è una ragazzina pasticcione scatenata come te. Dottor Slump, che cosa inventa?